Si chiude sullo 0-0 al polivalente Luigi Verga di Latina tra la Polisportiva Carso di Massimo Cosmi e la Vigor Perconti di Alessandro Loconte. Un punto a testa più utile ai pontini che ai blaugrana, che vengono sorpassati dall'Ostia Mare al secondo posto del girone B Under 16 Elite. Prima occasione in favore proprio della formazione ospite, Biscione vola e devia in calcio d'angolo, poi Polisportiva Carso che risponde al minuto numero 11, colpo di testa alto sopra la traversa al 15esimo, calcio di punizione battuto dal destro di Esposito Para, il portiere della formazione ospite Polisportiva, che gioca un buon primo tempo sfiorando il vantaggio al minuto numero 16. Vigor Perconti che allora cambia marcia e al minuto numero 23 con un'azione in stile rugbyistico prova ad andare in porta, palla alta sopra la traversa, poi arriva nel finale della prima frazione di gioco il penalty in favore della formazione blaugrana. Dal dischetto con il numero 10 va Civitan che manda con il sinistro il pallone alto sopra la traversa sprecando l'opportunità. Nel corso della ripresa al 10° minuto di gioco è la Vigor Perconti a spingere soprattutto negli ultimi 40 minuti colpendo la traversa, palla che poi termina in out. Al 12esimo è ancora la Vigor Perconti a spingere sul lato di destra, cross all'interno dell'area di rigore murato dalla formazione di casa. La conclusione di sinistro di Civitan viene deviata in calcio d'angolo da una gran parata da parte di Biscione. Polisportiva che si fa vedere in contropiede al 26esimo, palla in verticale per Fanti che viene trattenuto per la maglia il direttore di gara. Tra lo stupore generale fischia il fallo in attacco e calcio di punizione per la Vigor. Negli ultimi istanti Vigor Perconti che tenta il tutto per tutto, Polisportiva che riesce a difendersi e 0-0 che si stampa al fischio finale.